Va ora in onda Musica Indipendente. Buongiorno, buongiorno. Siamo in onda? Vai Francesco, siamo in onda. Buongiorno, ben ritrovati su Radio Libertà per questa puntata di Musica Indipendente. Una puntata bella, interessante, sarà bella, interessante, almeno spero. Avremo un ospite nella seconda parte del programma, che si tratta di Alex Pierro, e ascolteremo musica che in qualche modo fa parte della nostra filosofia di vita. Apriamo con un brano che voi già conoscete ed è un brano di Ferrante, questo signore di 90 anni di origine piacentina cremonese, che ha scritto questa canzone I fiumi di Lombardia, e la proponiamo per il significato storico che racchiude questa canzone, che è un po' un omaggio a un'antenata di Ferrante, che era Sofonisba, una pittrice importantissima che nel Rinascimento lavorava alla corte degli spagnoli, e poi è andata a vivere a Palermo. È stata una delle prime donne anticipatrici nel mondo dell'arte a disegnare. Non poteva disegnare pubblicamente perché ai tempi le donne non avevano questa opportunità, ma ci ha comunque, disegnando nascostamente e quant'altro, ci ha lasciato delle opere importantissime. E proprio recentemente a Cremona c'è stata una festa dedicata ai 400 anni dalla morte di Sofonisba, e quindi Ferrante, che ha quelle origini cremonesi piacentine ed è un artista molto sensibile, ha dedicato I fiumi di Lombardia, che ce l'ascoltiamo. Dedico questa canzone a Sofonisba Anguissola, primo pittore donna e cremonese nel 1500, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Quando tramonta il sole, corro per la campagna. Quando tramonta il sole, fuggo dalla città. Quando tramonta il sole, sento questa magia, sento la nostalgia dei miei fiumi e vengo qua. I fiumi di Lombardia, i fiumi della mia terra, scorrono lenti tra i pioppi, scorrono verso il mare, scaldati dal sol che muore, portano nell'acqua del mare, portano tanti miei sogni, portano un po' del mio cuore. I fiumi di Lombardia hanno tanta poesia e con grande armonia la vita mia calda il mio cuore. Quando autunno e inverno portano pioggia e freddo, quando la primavera abbaglia i suoi colori, quando l'estate scoppia tra il grano turco e i fiori, sento la nostalgia dei miei fiumi e vengo qua. I fiumi di Lombardia,
I fiumi della mia terra corrono lenti tra i fiocchi, scorrono verso il mare, scaldati dal sol che muore, portano nell'acqua del mare, portano tanti miei sogni, portano un po' del mio cuore. I fiumi di Lombardia hanno tanta poesia e con grande armonia la vita mia scalda il mio cuore. Bene, era un omaggio di Ferrante Anguissola alla sua antenata molto importante, come spiegato, una pittrice che ha lavorato alla corte degli spagnoli, ma anche nelle nostre parti ha lavorato tantissimo anche con i Gonzaga, quindi una storia importantissima, e questo ha dedicato alla sua antenata questo brano, I fiumi della Lombardia, che tra l'altro è un brano molto delizioso, romantico, con una certa nostalgia per un passato che non tornerà più. Allora, siamo in tema di Milano, siamo in tema di Lombardia, questa volta vi propongo un brano di Delta V. Il brano si chiama Regole a Milano ed è un brano che è sull'album recentemente pubblicato, che segna il ritorno ufficiale di Delta V all'attività musicale dopo un periodo più che decennale nel mondo, che mancavano nel mondo della musica e dello spettacolo. Quindi ci ascoltiamo il Delta V con il brano Regole a Milano. Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America finita l'università. Gente che corre intorno all'arena, il cuore che accelera, la vita che frena. Conciliazione, un minuto a Pagano. Irene mi ama, mi tiene per mano. Nessuna deriva spirituale, nessun tatuaggio, un peccato mortale. Ma 10.000 metri in circonvallazione, tra Nolo, Isola, Tortone, il fuorisalone. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale, esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno, cercare l'amore, trovare un film porno e convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle week, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero, il cielo di ottobre è un grigio sincero. Perché Milano è la tua circoscrizione di sinistra, anche il tuo vicino di casa un apprendista fascista. Che qui la socialità è un esercizio di stile, fra Brera ed il buio un confine sottile. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale, esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno, cercare l'amore, trovare un film porno e convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle week, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero, il cielo di ottobre è un grigio sincero. La prima regola a Milano, non c'è un posto migliore di Milano. La seconda regola a Milano, se qualcuno grida basta, nessuno alzi la mano. La terza regola, fattura, spendi, vai di fretta. La quarta, se hai paura di essere inadatto, l'ipotesi è corretta. La quinta regola, dimmi alla fine. Bene, Delta V, grande rientro dopo anni di assenza dal mercato discografico con questo brano Regole a Milano. E sono di corsa perché poi avremo invece la mezz'oretta
con Alex Piero, che parleremo appunto di Rottergate Italia, delle radio. Lui è un personaggio molto noto nel mondo delle radio, collabora con Radio Lombardia e invece questa prima parte la voglio dedicare soprattutto agli artisti, diciamo, dell'area urbana milanese, dell'area suburbana, perché sono tutti artisti, come espresso molte volte, che nascono proprio dalle aree periferiche, nelle contraddizioni della società trovano gli spunti per poter in qualche modo rappresentare la propria musica, la propria cultura, la propria fantasia. In questo caso il brano Luminol di Lele Battista, che è un collaboratore di Morgan, ha collaborato con tantissimi artisti, che in qualche modo ha rappresentato e sta rappresentando ancora benissimo questa tendenza urbana. La sua canzone è una canzone delicatissima, una canzone genuina, dico io, perché nel suo essere essenziale racconta con una certa fascinazione una storia molto importante. Il brano è Luminol e lui è Lele Battista. Hai fatto un sogno strano, ti camminavo davanti e non mi voltavo mai per sapere che fai, ma cosa vuoi che siga da me, che non conosca i miei limiti, li ho dipinti per terra col gesso, una penna, poi ho spento le luci che sembrava si sai, ed è entrata una donna con il luminol in mano ed ha gridato terra, sangue e creme, neanche del seme per terra, di un amore fugace. Anche se adesso non so se nell'indie moderno la parola fugace, bandito o leale, di un amore banale, perché meno parole sai, è più banale il pensiero che hai. Perché meno parole sai, è più banale il pensiero che hai. Faccio la rivoluzione in questo mondo usa e getta, vendo ombrelli in siccità e mi dico che fa per salvare le parole perse in un museo del sud. Serve fare una rivoluzione in questo indie moderno, io ci infilo il desueto, le parole scomparse, gli scrittori mai letti, prendo a schiaffi gli inetti con 3 accordi già scritti, dico fugo e sparisco nei meandri del cuore, voglio solo pensare a rattoppare il dolore per questa approssimazione, per l'incosciente uccisione dei poeti più âgés. Perché meno parole sai, è più banale il pensiero che hai. Perché meno parole sai, è più banale il pensiero che hai. Faccio la rivoluzione ed ero l'uomo davanti, l'uomo in prima fila del quarto stato. Dico da sempre di essermi stancato per non essermi fermato. Salutiamo Lele Battista con un grande affetto
ho tempo per farvi ascoltare veloce veloce Vortici con il brano che hanno presentato a Rotter Gas Italia, anzi scusate, sono i Neck Run, un gruppo milanese che ha presentato questo brano a Rotter Gas Italia e hanno avuto un successo veramente straordinario. Il brano si chiama Vortici. Con questo chiudiamo la prima parte di musica indipendente. Vi aspetto alla seconda parte con il nostro graditissimo ospite. E mi sta addosso ma non posso sopportarti, quindi levami le mani di dosso, che già sono nervoso, che tu sei morboso. Mamma dice per la rabbia dovrei fare un percorso e non riesco a dormire perché ho l'ansia che mi mangia da dentro. Sono insonne, mi strappo i capelli e scrivo sopra i muri della mia stanza. Parli male di me, parlo male di te, non so neanche perché, tanto meno chi sei. Dimmi, parlo male di te, non so neanche perché, tanto meno chi sei. E non importa, ed apro un'altra porta e la mia vista è storta, dovrei andarmene. E dove porta ne faccio una più grossa, forse è questa la svolta per riuscire a dormire. Mi fanno male le nocche, me le sono rotte per motivazioni sciocche, poi non dormo stanotte. Ma che cazzo mi frega di tutto quanto, andate tutti a fanculo, tanto non mi riguarda. E non riesco a dormire perché ho l'ansia che mi mangia da dentro. Sono insonne, mi riempio di graffi e prendo a pugni i muri della mia stanza. Parli male di me, parlo male di te, non so neanche perché, tanto meno chi sei. Dimmi, parlo male di te, non so neanche perché, tanto meno chi sei. E non importa, ed apro un'altra porta e la mia vista è storta, dovrei andarmene. E dove porta ne faccio una più grossa, forse è questa la svolta per riuscire a dormire. Ed apro un'altra porta e la mia vista è storta, dovrei andarmene. E dove porta ne faccio una più grossa, forse è questa la svolta per riuscire a dormire. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo.
Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno e ben ritrovati, seconda parte di Musica Indipendente, sempre qua su Radio Libertà. Abbiamo un ospite che vi ho accennato prima, è Alex Pierro. Pronto Alex? Ciao, pronto. Ciao Alex, tutto bene? Ciao Francesco, bene, come stai? Bene, sono incasinato oggi con la storia dello sciopero, per cui non ho potuto stare in studio, sto facendo online. E come dire, la tecnologia è quella che è, però stiamo facendo dei grandi sforzi, stiamo facendo fuori bene le cose. Allora, diciamo subito chi è Alex Pierro: è un giornalista, un musicista, un autore e compositore, è un consulente critico musicale e speaker, fondamentalmente artista, come dice lui. Ha svolto la professione di musicista per tanti anni, poi, come spesso accade nella vita, le passioni mutano, cambiano forma, senza però perdere forza o intensità, senza mutare in assenza, ed è così che in modo abbastanza naturale è passato dall'altra parte della barricata, dedicandosi al giornalismo e alla critica musicale. Giornalista, videomaker e speaker, collabora con diverse realtà, tra cui Gen TV e Radio Lombardia, dove conduce una rubrica dal titolo Economia, anzi due rubriche, scusate, dal titolo, una Economie sonore in music business e l'altra Punto di lancio, un format nuovo dedicato alla musica emergente. È presidente dell'AGIMP, Associazione Giornalisti e Critici Italiani di Musica Popolare Contemporanea, e in tutto fa parte dell'esigenza di raccontare, e gli piace farlo in modo suonando, cantando, parlando, scrivendo e con ogni altro mezzo di cui è capace, su un palco o in un giornale, alla radio. È bella la tua presentazione, io ti conosco, però era importante raccontarla ai nostri ascoltatori. Certo, sono artista anche nella presentazione, hai visto? Dimmi? Dico, sono artista anche nella presentazione. Sì, infatti l'ho anticipato, dicendo giornalista musicista, ma soprattutto fondamentalmente artista. Bene, io lo conosco. Alex è una figura importante nell'underground milanese, è presente in diverse manifestazioni, sia come giornalista che come anche critico. È stato il conduttore delle 2 giornate di Rock Targato Italia al Rock and Roll di Milano, dove abbiamo avuto modo di ascoltare e di vedere diversi gruppi. Qual è stata la tua sensazione? Guarda, allora Francesco, io ti devo dire che, a parte, come hai detto tu, ci conosciamo da tanto, per cui ti stimo tantissimo per quello che fai, e soprattutto ho notato che comunque c'è fame da parte degli artisti di avere spazi dove, come dire, raccontarsi, dove
non voglio usare il termine esibirsi perché poi sarebbe, come dire, limitativo, però proprio di raccontarsi. E credo che Rock Targato Italia in questo sia assolutamente un capostipite. Non a caso va avanti da oltre 30 anni, da 36 anni, insomma, assolutamente. Io lo sai che quando mi chiami ci sono sempre, perché credo che sia una realtà, forse magari non l'unica, ma una delle ultime, in cui veramente i ragazzi hanno ancora lo spazio per raccontarsi. Questo è una cosa che ti deve fare molto onore sicuramente. Beh, questa cosa però la posso realizzare e la faccio anche perché ci sono anche delle persone come te, come Bonfanti, come Perizza, come per dire Formisano, figure che si muovono nel mondo della cultura, sia nella musica, sia come fornitori di strumenti musicali, ma sia anche di cinema e di letteratura, che mi date questa forza di ritrovarsi una volta all'anno per organizzare queste 2 giornate che sono il frutto di una ricerca di musicisti che arrivano da tutta Italia. Altrimenti, se non ci fosse la presenza vostra, che è molto stimolante, a volte anche severa, credo che non si potrebbe fare assolutamente, perché questa è, secondo me, il risultato di passione. Non c'è economia dietro, tu lo sai. Quindi lo facciamo perché siamo nati in questi ambiti, pensiamo che l'arte e la cultura sia un linguaggio che ci porta a condividere le esperienze, a avere delle aspettative e cercare sempre attraverso la qualità le cose migliori che noi sappiamo esprimere. E quindi sono io a ringraziare te. E se hai pazienza, io adesso metterei un brano del gruppo che ha vinto Rock Targato Italia, che sono i Polistirene. Sentiamo 3 minuti, perché io so che tu sei fuori studio e quindi sei lì col cellulare in mano, e sentire 4-5 minuti di una canzone non è divertente. Però al nostro pubblico facciamo ascoltare il brano dei Polistirene, Esagramma 47, con il quale loro hanno vinto la 36esima edizione di Rock Targato Italia. Vai regia. Non sono più vassallo delle mie terre. È sparito il mondo fuori, è rimasta una stanza toracica, buia, costole, ragnatele, il mio palazzo. Non si tagliano se continuo con le stesse consumate lame. Non più sasso, carta, forbice, spade, spade e ancora spade. Per la guerra e per la pace, per mettere nuova bandiera. Per aprire lo scrigno con le spade e coi bastoni, seguo la linea, seguo l'incastro. Lo spacco si schiude, escono denari, rotolano gomme dal mio cranio. Non più sasso, carta, forbice, spade, spade e ancora spade. Per la guerra e per la pace, per mettere nuova bandiera.
Non più sasso, carta, forbice. Ecco qua, erano i Filistirene. Alex, tu sei stato presente, hai condotto le serate, qual è la tua impressione? Beh, allora il brano dei Polistirene dei vincitori me lo ricordo, ma infatti hanno vinto assolutamente all'unanimità per contenuti, diciamo, ma sicuramente anche per esperienza tecnica sul palco. Però devo dire che in linea generale il livello è stato, come sempre in realtà, molto alto, ma noto che ogni anno che passa, perché ripeto, noi ormai ci conosciamo da tanti anni, ogni anno che passa il livello è sempre un po' più alto, per cui vuol dire che c'è anche una consapevolezza da parte degli artisti che studiano, che si perfezionano, che ormai non è solo più il semplice attaccare un jack e suonare, cioè anche la tecnica, l'amalgama della band, insomma, questa è una cosa che io ho notato e sto notando sempre di più ogni stagione che passa. Ascolta, mi sembra una considerazione ben fatta, anch'io lo trovo questo tipo di atteggiamento che hanno i musicisti contemporanei, no? Rispetto solo a 10 anni, 20 anni fa, le cose sono molto cambiate. Ascolta, tu oltre a essere appunto un critico musicale, sei anche un conduttore radiofonico, stai collaborando con Radio Lombardia, tutti la conosciamo, sì. radiolombardia.it, dove hai un paio di rubriche. Una in particolare si chiama Punto di Lancio ed è un format che tu hai dedicato alla musica emergente. Diciamo anche il sito puntodilancio.it, chi vuole fare l'approfondimento cerca. Bene, è credo che sia da settembre, ottobre che stai portando avanti questa rubrica. Da metà settembre è iniziato. Esatto. Avevi avuto modo di vedere gruppi, di ascoltare artisti e anche lì come vedi? Hai scoperto qualcosa? Hai delle visioni diverse? Allora, come hai detto tu, è un format che ideato con due colleghi, Domenico Castaldi, che è anche il leader di una band, Motel Noir, e Michele Rotunno, che è il CEO di Stargaze, che è una agenzia di promozione e produzione artistica. Insieme abbiamo, come dire, iniziato questa avventura, e la cosa che ti dicevo prima della fame, della mancanza di spazi per i ragazzi, la sto notando, anzi la noto in modo particolare ancora di più, perché lì abbiamo 2 o 3 artisti a puntata, per cui abbiamo il contatto diretto, immediato, continuativo. E la cosa che viene fuori, emerge, come dire, fortemente, che proprio questi ragazzi quando vengono ci ringraziano per questa cosa, perché dice: noi non sappiamo veramente più dove sbattere la testa per farci conoscere. Per cui ti devo dire, è un'esperienza molto importante e significativa, perché, ripeto, c'è questo contatto diretto, immediato con i ragazzi, e secondo me quello di cui hanno bisogno è questo. Francesco, tu lo sai meglio di me, per un ragazzo che inizia a fare musica, e io ne ho fatta per tanti anni, non ci sono spazi per suonare, o no? Sì, è una giusta considerazione. Diciamo che rispetto a 15 anni fa sono diminuiti gli spazi fisici, però sono aumentate le piattaforme dove è possibile mettere il proprio video, raccontare la propria storia e condividerla con il mondo intero, cosa che prima non era possibile, c'era solo il locale e basta. Adesso questa opportunità, che tra l'altro usano molto benissimo, come si suol dire, i rappers, i rocker hanno difficoltà di linguaggio proprio, di comunicare anche attraverso questi nuovi media. Prima c'era il giornale, c'era il mensile, la rivista, il programma giusto in radio, e se avevi delle qualità e venivi segnalato, le possibilità di emergere e poi di fare i concerti era enorme. Ma ora le economie anche per fare i concerti per i gruppi emergenti, e qua mi do una palata sui piedi, sono aumentate, e
in un locale quando si entra bisogna pensare che c'è del personale che lavora, gli affitti da pagare, i tecnici, i fonici, e molti artisti cosa succede? Invece di vivere questa esperienza come un momento di comunicazione proprio della propria arte, diciamola così, anche gli artisti emergenti pensano che andare lì e suonare e quant'altro ci deve essere una sorta di retribuzione. Questa rivendicazione è giusta, però è sbagliata nei termini, perché non sei un operaio o uno che lavora in banca che a fine mese ha quell'entrata lì e finisce lì. L'artista ha la possibilità, il potenziale che da una serata come quella lì, dove teoricamente non si guadagna, però ha l'opportunità, come mi hanno insegnato gli inglesi, che sono molto bravi in questo e che loro nella musica sono bravi quanto noi nella moda, mi hanno insegnato che l'occasione di suonare in un locale è modo per poter vendere il merchandising, fare comunicazione del proprio brano, poter rientri editoriali e poi vendere anche i dischi. Quindi sono 5 stipendi. L'artista italiano pensa ancora a prendere il cachet della serata. Quando, ti faccio un esempio, un amico mio ha suonato recentemente in un locale a Milano e di merchandising si è portato a casa 2.400 euro. No, certo. Quindi va reinventata tutta questa storia, no? Tipo la narrazione dello stipendio. L'artista è un artigiano, deve essere consapevole che quando va a suonare ha la possibilità di vendere il merchandising, ha la possibilità di vendere i dischi, ha la possibilità di farsi comunicazione, ha la possibilità di, se è bravo, di avere pure uno sponsor e quindi è di farsi conoscere. Quindi, e invece la forma mentale che è importante ed è la condizione mentale che fa la rivoluzione. Se non applichi questa rivoluzione e ti fissi solo sul fatto che io sono professionista e devo essere pagato, un conto è l'artista che fa le cover, che racconta la storia di altri artisti e porta, come dire, il pubblico a conoscere meglio l'ambito musicale. Ma un artista che fa la propria produzione deve entrare in questa mentalità, deve giocare, deve essere un artigiano contemporaneo capace di vendere la propria merce, come si fa solitamente con gli artigiani che la domenica fanno i mercatini. Io do un'immagine abbastanza adesso semplice, però è così. Certo. Tu vai per queste cose. Conosco invece dei gestori di bar che gli si presenta il gruppo che non conosce nessuno ma che ha fatto un disco e siccome ha fatto un disco pretende 800 euro. Capisci? Cioè, è il cane che si morde la coda. Bisogna trovare delle formule, delle compensazioni, per cui io mi ricordo quando gestivo il Magia, un locale storico di Milano, dove sono usciti del Tabù, che allora si chiamavano Vienna, e le Storie Tese, la Cabana Band, le Lipstick, gli Sharp. Questi suonavano veramente per 50.000 lire, però usavano quel pretesto, quella situazione per promuoversi in forme diverse. Quindi secondo me manca un approccio rivoluzionario alla musica. E quindi se viene a mancare questo approccio, viene a mancare la consapevolezza di essere, oltre ad essere un artista, anche un venditore di prodotto, diventa dura, perché il locale non si può sobbarcare sul locale il costo della tua operazione, perché ripeto, non è che noi facciamo bulloni, noi produciamo opere di genio e le opere di genio non si possono chiamare lavoro, sono opere artistiche. È come quando vai a una mostra, il pittore fa la mostra, mette lì 10 quadri, ha investito cartela, olio, pittura, quant'altro, anche 2-3 mila euro e li propone una galleria d'arte. È un rischio di impresa, se piace vende, se non piace si porta a casa. Certo. Lui ha solamente questo, mentre invece il musicista ha i rientri editoriali. Naturalmente se il locale paga la SIAE, però se si lavora in questo ambito, anche il gestore del locale la SIAE la paga, perché vede che l'artista, come lui, condivide la serata. Lui si pagherà i dipendenti, i collaboratori, questo qua sono musicisti.
È una operazione, secondo me, che ha bisogno di molta riflessione e soprattutto di un comportamento mentale diverso. E la qualità c'è, tu hai visto anche noi quando abbiamo fatto l'Alta Cassa Italia, l'ingresso è gratuito, non ci sono costi e quindi avevamo il locale imballato, era pieno, vedi? E questa cosa deve essere fatta ogni giorno. Io ho lavorato con gli inglesi negli anni '80, soprattutto al Prego, e mi ricordo che passavano degli artisti che avevano suonato, non so, a Lyon, piuttosto che a Zurigo, e andavano a suonare metti a Vienna, passavano a Milano, quindi mi dicevano, mi telefonavano 2 giorni prima, quando c'è il furgone pieno di roba, mi fai suonare a Milano? E io li facevo suonare. Naturalmente gli offrivo la cena, un basic ci deve essere, logicamente, ma loro vendevano di tutto, dalle magliette ai dischi, ai manifesti. Io c'ho ancora qua in ufficio il manifesto dei Litfiba del concerto al Prego nel 87, hanno fatto 2 serate e mi hanno dato anche il manifesto, l'ho fatto firmare, e quelle 2 serate lì è stato il pieno e si è condiviso la serata così. Quindi oggi l'artista, quando va a suonare in un locale, deve andare lì per dire mi rappresento, ho uno spazio, mi danno un palco, racconto la mia storia, se sono bravo funziono, se non sono bravo mi faccio la critica e da lunedì mi rifaccio sotto, però il mio obiettivo è diventare resident di quel locale lì, non fare una serata qua e dopo 5 mesi dall'altra parte. È tutta l'organizzazione che manca. Quindi direi questo, nel tuo programma punto di lancio, secondo me ai musicisti, tutti quelli giovani, gli va insegnato anche la gavetta, perché se un artista funziona, sta bene lui e 40 generazioni. Guarda, allora ieri, perché noi durante le puntate del programma abbiamo sempre anche un ospite, come dire, di rilievo. Ieri c'era ospite Diego Spagnoli, che è lo stage manager di Vasco Rossi da ormai 40 e passa anni. E appunto parlando un po', io gli ho chiesto come vede questa nuova generazione di musicisti emergenti ed abbiamo, come dire, convenuto insieme che adesso, tu per riassumere un po' anche tutto quello che dicevi tu, non c'è più quello che, come ho fatto io a mio tempo, cioè che va a suonare per farsi conoscere, e poi arriva anche il guadagno, forse speriamo. Adesso si parte prima dal guadagno, in qualunque modo possa arrivare, per cui non c'è più la voglia di suonare, la voglia di raccontare, come dire, lo spessore di avere qualcosa da dire da artista, come dicevi prima tu, come dicevamo. Adesso c'è, come dire, come fine ultimo il guadagno. Sì, questo guadagno non è importante. Per l'amor di Dio, io non vorrei essere travisato, intendo dire che chi lavora, chi fa delle attività è giusto che sia ricompensato, giustamente, ma nel caso del mondo dell'arte e della musica, gli effetti collaterali di un progetto, no, sono molteplici, perché come dicevo prima, puoi trovare uno sponsor, chiedi editoriali, fai il disco, fai le serate, vendi i manifesti, hai capito? Quindi l'attività, uno deve focalizzare e dire io voglio fare il merchandising, benissimo, suono, faccio un esempio al rock and roll, vado lì, mi propongo, suono e metto fuori le mie magliette e quella sera lì incassa 700 euro, faccio un esempio, no? Ma fa anche comunicazione, perché poi dietro il fatto che uno si esibisce in un locale, il locale c'è il suo social, il locale c'è il suo sito, il locale c'è a volte il suo piccolo ufficio stampa, quindi per un artista sono occasioni da non perdere. E invece questa nuova generazione, come tu mi confermi, è lì che fa un disco a cui nessuno ne frega nulla, però poi si presentano al locale dicendo io ho fatto un disco, queste sono le mie pretese, ed è sbagliato. Prima devono fare la cantina e poi dopo presentarsi, e anche lì fare un lavoro importante di collaborazione col locale stesso, insomma. Vabbè, niente, io che dirti, quando ti vedo e ti sento è sempre un piacere. Anche assolutamente reciproco, assolutamente. Date riferimenti alle tue rubriche. Che cos'è Economie Sonore Music Business?
Allora, economia sonora, music business e altre storie, perché c'è anche un'aggiunta, vuole essere proprio una sorta di vademecum per gli artisti, cioè tutto quello che c'è dietro il mondo del music business. Tu sei venuto anche ospite, ti ricordi, ma Sì, sono sì. venuti Stefano Senardi, Riccardo Vitanza, Giovannini di Carosello, che è l'A&R, il capo, diciamo così, di Carosello Records. Cioè io voglio cercare, sono venuti anche musicisti, perché è venuto Corrado Rustici, cioè io cerco sempre di far capire, specialmente ai ragazzi, perché devono sapere certe cose, come funziona questo mondo dietro le quinte, perché è vero che c'è il palco, c'è la musica, ma c'è anche un dietro. E un'altra cosa che spesso noto negli artisti giovani emergenti, c'è una mancanza di consapevolezza, di preparazione in questo. Tu lo sai, abbiamo parlato tante volte, molto spesso gli artisti, i ragazzi non sanno cosa sono le edizioni musicali, non sanno come funzionano. Cioè, tu come pretendi di fare questo mestiere? Hai, come dire, in mano tutti i tasselli che ti devono servire, perché non puoi pensare di andare a fare, adesso non lo so, il meccanico se non conosci un motore, non so come dirti, no? Per cui io cerco, per quanto possibile, di svelare, ecco, tutto quello che c'è dietro il mondo della musica, dietro, intorno, sopra, sotto, insomma, tutto quello che c'è. No, ma infatti le tue trasmissioni, io sono venuto ospite, tendono proprio questo, a chiarire tante situazioni che il giovane artista, va anche detto che oggi il giovane artista è anche molto abbandonato, ma è molto abbandonato anche per colpa sua, perché non si informa. Quando negli anni '80 io lavoravo con i Timoria, ci va anche, ma dopo, sia Omar che Renga e gli altri ragazzi che avevano 18 anni sapevano già tutto delle edizioni, sapevano già tutto della SIAE, che potevano essere dei rientri. Poi c'è stato un periodo drammatico dove si pensava che la SIAE fosse il diavolo, no? E invece la SIAE per sua natura difende gli interessi dei musicisti. Quindi anche lì, invece di verificare, capire che certe notizie sono delle fake news, come si chiamano adesso, no, si pensava a altro. Quindi non abbiamo, a me sembra di aver capito che non abbiamo in Italia, nel mondo della musica, tranne quelli grandi, io parlo di emergenti, per l'amor di Dio, non vorrei essere frainteso, No, beh, certo, è ovvio. Non abbiamo quella sufficiente informazione culturale che ti permette di avere le giuste conoscenze per fare un lavoro che sai che ha diversi ingressi economici e può darti anche una visibilità maggiore. Ma vedi, spesso io chiamo anche come ospite un'amica, una collega che è una giornalista, scusami, un avvocato del diritto d'autore. Credo magari tu conosci anche Giorgia Crimi. Lei praticamente racconta, perché poi cosa succede? La non consapevolezza, dimmi. Ale, siamo in chiusura. Se ti chiamo nei prossimi programmi, nei prossimi incontri, ci sei? Assolutamente. Se riesco, guarda, voglio anche venire di persona, perché almeno ci vediamo finalmente oggi dopo. Lo so, oggi. meno male, infatti, meno male. Ok, allora io intanto ti ringrazio, ti prometto che ti richiamo. Saluto i nostri ascoltatori, la musica è finita. Grazie, un saluto agli ascoltatori, grazie. Grazie, ciao a tutti, buona domenica, buon weekend, siamo in replica, è così, funziona così. Buon tutto, ciao! Avete